Allora, siamo in onda con l'ultima puntata della Zanzega. Sono passate 19 puntate con questa 20, quindi da novembre fino ad oggi. Abbiamo fatto un viaggio lungo le 3 regioni che amiamo, abbiamo invitato un sacco di ospiti, oggi abbiamo della gente iper interessante e ci sarà anche una parentesi dedicata al cinema per l'uscita del film Piccola Patria. Ivo Gallo! Ciao a tutti, Eccolo qua. buona 20ª puntata della Zanzega. Sono stato all'apertura del locale di Ivo Gallo a Jesolo. Venerdì 11. Devo dire che mi ha offerto anche una birra media, quindi non ci credevo all'inizio. Aspetta, mi fermo perché devo dire che io ho visto ufficialmente, non bisognerebbe dirlo, ma l'amorosa di Lele Marcassa, la saluto, Francesca, giusto? Sì. Molto bella e solare. Ciao. Ecco, erano 4 anni che non lo dicevo in tutti i media, adesso perfetto, Ivo Gallo, la bocca della verità. No, grande, invece ti faccio i complimenti perché Grazie, Lele. tra l'altro c'erano ospiti Penelope che sono stati anche da noi. Infatti, e quindi... qualche puntata fa. Cosa facciamo oggi? Oggi ci sono molte cose da fare, io comincerei con presentare gli ospiti. Infatti, no? Mi sposto al tavolo perché il cuore della trasmissione è questo tavolo. Come sapete, la Zanzega è una festa di fine cantiere, quando si è costruito qualcosa si festeggia insieme. Il nostro obiettivo era quello, e lo dico per l'ultima volta ormai, utilizzando un'espressione di Italo Calvino, che è tanto cara a me e a qualche mio amico, diventare senza mai smettere di essere. Abbiamo cercato di portare un po' di tutto su questa tavola, abbiamo cercato di trainare un vecchio format di questa emittente. Io sono davvero contento perché è stata la mia prima esperienza televisiva e i risultati hanno dato ragione non solo a questo modo un po' bizzarro di condurre la trasmissione, ma anche a tutti gli operatori e la gente che ci lavora. Siamo una squadra di 18 persone e a fine trasmissione li ringrazierò come è giusto fare. Oggi abbiamo l'esordio anche in camera di un giovanissimo operatore, quindi vedete se balla un po' la camera perché è la prima esperienza e quindi diamo spazio ai giovani, facciamoli lavorare. Bene, detto questo io inizio dalla mia sinistra, ho Erika Gallon, eccola qua. Buongiorno a tutti. Tu rappresenti fondamentalmente un'azienda avvocata al biologico, una cantina di vini molto importante che si chiama Perlage. Grazie per il molto importante. Okay. L'ospitata di Erika è arrivata perché tramite una serie di contatti con Naturasì, che è una grossa catena di distribuzione di alimenti biologici, e voi siete fornitori della catena Naturasì. Storici fornitori, certo. Quindi ci parlerai un po' del biologico, che è questa parte legata all'agricoltura di cui parleremo, e chi meglio di te può raccontarci come si fa un vino biologico. Certo. Ok, abbiamo un lieto ritorno, ogni tanto lo chiamiamo perché non possiamo stare senza di lui, Giampiero Rorato! Grazie, buonasera, buonasera. Tra l'altro l'altro giorno, Giampiero, ero nella biblioteca di San Donà di Piave e c'era una teca all'ingresso dedicata alle tue pubblicazioni con il Gazzettino, ultime uscite credo. Sì, grazie. Quindi, ti ho visto lì e ti ho chiamato subito appena sono uscito. Grazie. Giampiero ci parlerà un po' di alcune cose e anche del tema della Pasqua, che comunque oggi ricordiamo il Sabato Santo, è un valore importante secondo me che un po' si sta perdendo. Tra l'altro non vorrei entrare in polemiche oziose, ma io sono uno di quelli a favore della chiusura degli esercizi la domenica, soprattutto a Pasqua e Natale, perché sarebbe giusto che la gente stesse in famiglia e cucinasse i tortellini piuttosto che altre cose. Abbiamo per la prima volta alla Zanzega Gianpietro, benvenuto. Tu da tantissimi anni gestisci non solo una fattoria ma un agriturismo che si occupa di cibi legati solo al vegetale, vero o sbaglio? Esatto. Quindi se uno non mangia la carne viene da te. Ho un'azienda agricola che ha pensato bene, insomma, poi avremo modo di discuterne, di proporre qualcosina di alternativo, di diverso, e di sano, di salubre, di nostro, territoriale. È da parecchio tempo che ci sei, no? 16 anni come cucina, qualcosa prima. Quando ancora questo mondo che va un po' di moda legato ai vegetariani e vegani ancora non c'era. Quindi sei arrivato un po' prima, diciamo, rispetto a questa moda. Sì, con tutte le difficoltà della prima volta. I primi anni sono stati veramente duri al punto di arrivare qualche volta a pensare di tornare nei miei passi, nei nostri passi, perché la mia è una famiglia, è una gestione familiare. Invece siamo caparbi e abbiamo tenuto duro e siamo qua. Siamo ancora anzi a proporre qualche novità anche la prossima estate, in cui faremo un'inaugurazione di una parte nuova che è legata sempre all'ambiente comunque vegetariano.
Perfetto. Vicino a te c'è un gradito ritorno, Mario Dalla Riva, che rappresenta la latteria Soligo, che sono partner di questa avventura. Ogni qualvolta insomma, parliamo di argomenti che possono sposarsi anche con la vostra attività, abbiamo piacere che voi ci siate come azienda, nella fattispecie il responsabile del marketing e della comunicazione con noi. Alla mia destra e alla vostra sinistra abbiamo Francesco Dotta. Francesco Dotta, quante volte sei venuto, Francesco, tu Non lo so, chiaro, 4, diciamo? 5. Francesco è anche Mi è cresciuta la barba dall'ultimo. ci dà una mano a tessere anche un po' gli argomenti che portiamo in onda qui alla Zanzega, e è un piacere di averti oggi a chiudere questo ciclo, non storico, ma insomma un ciclo che si chiude. Abbiamo da poco, quasi un anno ormai credo, no? Il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Presente. Cos'è, un anno? No, 10 mesi. 10 mesi. Sì. Come sta andando? Durissimo. Sei stato il volto del cambiamento della zona legata al Basso Piave e al San Donatese, e pensavamo tutti che sarebbe stato piuttosto difficile. No, insomma, lui aveva trovato quasi terra bruciata e quindi sta costruendo le novità. Si parla molto bene in giro di San Donà di Piave. Complimenti, sindaco. Grazie. Non la conoscevo, ma sono felice. Anche perché viene da un mondo agricolo, dal mondo dei mulini, dal mondo del grano, quindi ha il sapore vero della terra. Complimenti e auguri. È che abbiamo qualche cittadino indisciplinato come il conduttore. E anche il musicista non è proprio, no? Guarda, io dico purtroppo perché sono molto legato a San Donà, perché sono cresciuto a San Donà, poi mi sono trasferito a Jesolo e adesso abito a Treviso e voto a Treviso, quindi io non ho votato per Andrea. Do del tuo ad Andrea. Perché Immagino tua mamma sì. Però avrei votato per Andrea. Sì, ma tutta la famiglia Gallo, vari Galli e Pulcini ovviamente. Galli e Scout è come dire Faraone e Tacchini nello stesso pollaio. Non so cosa ho detto, ma facciamola passare lo stesso. Sei infognato in una maniera insostenibile. Ma di solito riesco ad arrampicarmi sugli specchi in qualche maniera. Alberto Bastianello, ben ritrovato, anche tu sei già stato, ogni tanto torni a trovarci, perché siamo quasi in periodo di inondazione, si dice no, inondazione è sbagliata, allagamento della risaia. Stiamo iniziando. Della risaia. Abbiamo un altro ospite che è in piedi, vestito di tutto appunto da chef, in questo caso, da pasticcere. Pasticcere. Cosa fai oggi qui, Tommaso? Vianello Tommaso, facciamo vedere un po' il discorso di come si fanno le uova. Le uova come le fa la gallina? Uova al cioccolato, cioccolato. Biologiche, da galline biologiche. Quindi galline ruspanti. Vegane anche. Ruspanti, con del cioccolato temperato, si dice così. Che mostrerà in diretta proprio la preparazione dell'uovo pasquale. Sì. Iniziamo questa nostra trasmissione anche chiedendo subito a Giampiero Rorato un po' il senso della Pasqua. Mi piacerebbe che tu ci dicessi qualcosa sulla Pasqua. La Pasqua è il segno della vita che ritorna, che rinasce. Dopo l'inverno, dopo il freddo, scoppia la primavera. La Pasqua entra in questo clima particolare ed è Pasqua perché è rinascita creata prima dal mondo ebraico e poi dal mondo cristiano. La Pasqua ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto, ricorda la morte e risurrezione di Cristo che ha segnato anche per noi la strada della vita, ha questo senso molto importante. Ecco perché la Pasqua viene celebrata pure in altri modi in tutti i paesi del mondo, come il Natale. Anche nel mondo indù c'è l'illuminazione delle città a Natale. Perché? Perché questo cristianesimo con i suoi valori li ha saputi diffondere ovunque. La Pasqua ha questo senso e allora sono d'accordo che ci siano chiusi i negozi, chiuse queste attività, perché la famiglia deve essere assieme. Il giorno dopo va con chi vuoi, il giorno dopo la scampagnata, la Pasquetta, ma la Pasqua è il ritrovarsi in famiglia per celebrare la vita che ritorna e che vogliamo che resti, pur in mezzo a tutte le difficoltà di questo nostro mondo. Il senso della Pasqua è questo, e poi c'è il mangiare, che ha la sua importanza.
E allora anticamente, tradizionalmente c'erano le minestre quando non c'erano ancora i risi asciutti, i risotti. E allora i tortellini in brodo erano classico. Tortellino perché, certo, come a Natale, perché le feste grandi richiamano una pasta ricca, una pasta doppia, una pasta con dentro qualche cosa in più, segno della festa, segno dell'abbondanza, segno della gioia. E poi c'è il capretto, l'agnello, in ricordo proprio dell'ultimo pasto degli ebrei in Egitto prima di uscire, con le erbe amare, con le erbe di campo che abbiamo anche noi oggi. Questo è il nucleo centrale del pranzo di Pasqua, che poi ciascuno può organizzare come vuole, ma senza dimenticare che la tradizione non è essere legati al passato, ma è capire la nostra storia, capire da dove veniamo, capire la nostra civiltà, essere noi stessi per poter guardare lontano, perché se perdiamo la nostra individualità non siamo più nessuno, non contiamo più nulla. Dobbiamo riconquistare l'umanità che queste feste ci regalano e ci raccontano e ci ricordano. Approfitto per fare anche gli auguri a tutti quelli che ci guardano, perché noi siamo in onda anche la domenica pomeriggio alle 16:30 e per chi ci guarda dopo aver mangiato, insomma, è il giorno di Pasqua, per cui tanti auguri. È sabato sera, la Zanzega oggi porta in tavola agricoltura, biologico, cioccolato, il clima pasquale e poi, come dicevo all'inizio, un po' di cinema. A fra pochissimo. Eccoci in onda, entriamo un po' nel vivo perché gli argomenti sono tanti. Agricoltura, Francesco, no? Si diceva, io e te fuori onda, no? L'agricoltura come veicolo verso il futuro, no? Agricoltura e in senso generale comparto agroalimentare, che vuol dire anche trasformazione, vuol dire anche vendita, cioè vuol dire un'attività economica che parte dalla terra, quindi dal prodotto che viene coltivato, ma che poi deve arrivare attraverso tutte le filiere più o meno lunghe che sono all'agroalimentare. Un po' lo stimolo da cui è partita anche l'idea di chiudere il ciclo con questo tema è la convinzione che, visto che poi parleremo anche attraverso il cinema di un Veneto che ha certi connotati, della convinzione che una delle possibili vie per ritornare, diciamo, anche a un modello veneto di sviluppo sia quello di investire sull'agroalimentare, investire e valorizzare gli investimenti fatti, dandone anche visibilità, perché poi in verità il comparto agroalimentare nel Veneto rispetto a altre regioni d'Italia è un comparto importante. L'altra volta dicevamo che in Italia è 2,2-2,5% sul PIL, in Veneto la percentuale è tra il 5 e il 10, si diceva. Quindi più alta rispetto alle altre regioni. Sì, perché insomma metti tutto il comparto tecnico, tutta la parte legata al vino e anche tutta la parte dei seminativi, cioè voglio dire, che poi servono al comparto tecnico, però voglio dire è una regione... Anche se negli ultimi 15 anni tutti hanno speso parole perché il modello del nord-est era qualcosa di diverso dall'agroalimentare. Bravo, sì, quello che abbiamo moltiplicato le aree industriali, abbiamo sviluppato il terziario, abbiamo sviluppato i servizi, eccetera, eccetera. Io dico che però una società senza settore primario, che senza primario non può vivere. Le più grosse economie del mondo sono quelle in cui l'agricoltura ha il giusto peso. Bravissimo. Infatti cos'è rimasto di quel ventennio legato proprio ai capannoni, ai famosi capannoidi che Maino descrive nel suo libro? Cosa rimane adesso di tutto quello, voglio dire? E cosa dobbiamo fare soprattutto per recuperare qualcosa che forse si è perso? Guarda, io lancio come dire, solo questa provocazione qua. Il modello produttivo del nord-est è diventato riconoscibile metà degli anni 90, anche favorito dal fatto che l'ultima svalutazione della lira aveva favorito un certo tipo di export sulle minuterie. Ok, però è un modello produttivo fondato su, io dico sempre, il superamento ideologico della distinzione tra capitale e lavoro, no? Cioè l'artigiano mette insieme la competenza professionale e lo strumento per realizzare il prodotto, ok? Ma è lo stesso, cioè il Veneto può diventare modello produttivo nell'agroalimentare replicando la stessa logica, cioè che è una base culturale.
territorio, capacità di trasformazione, capacità di intercettare il mercato. E allora diventa un modello economico. Cioè, un superamento inteso non come disconoscimento del valore del manifatturiero, del valore del terziario, che bisognerebbe anche quello, come dire, qualificarlo con ricerca, con innovazione, eccetera, eccetera. Ma c'è ancora spazio, per esempio, nell'area veneta per sviluppare l'agricoltura e in quali settori? Fisico, cioè nel senso di ambiente. Sì. Cioè, porto un esempio, io ho visto la collina trevigiana che sta adesso riempiendosi di ulivi e stanno moltiplicandosi i frantoi, perché ce ne sono tanti oggi, dal Montello, Cappella Maggiore, Vittorio Veneto, eccetera. Anche i colli iberici, i colli uganei. No, lì c'era già storicamente, Sì. Qui invece dal 1709 erano spariti, oggi li abbiamo. Quali altri spazi, ecco questa è la mia domanda, il nostro ascoltatore vuol sapere, c'è la possibilità concreta di realizzare qualcosa di nuovo in spazi e anche in prodotti? Mi sembra proprio che tu hai un progetto, rubo no? il ruolo, Daniele, dando la parola al sindaco. Perché? Perché il Veneto orientale e con la Fagiana è il Veneto orientale, è un'azienda diciamo di certe dimensioni. Guardiamo, io dico, prendiamo il treno da Milano a Mestre, fuori dal finestrino o l'autostrada, vediamo capannoni, case, outlet o svincoli prefabbricati di varie arrivi a Mestre, da Mestre a Bibione un po' di terra si vede, un po' di verde si vede, un po' di campi arati, coltivati. Passi in mezzo a Catron, esatto, voglio dire. Campagna. Cioè, allora, quanto ce ne sia numericamente non lo so adesso. È anche vero che le terre, diciamo, sottratte all'agricoltura, in gran parte sono state sottratte per fare artigianato, in parte sono state abbandonate, perché tante sono tornate a essere bosco, perché non conveniva coltivare. Allora adesso bisogna, ripeto, un modello economico va sviluppato con una certa anche progettualità. Il progetto di cui ti stai occupando cosa prevede? Lascio parlare a Andrea su questo perché parte da uno stimolo che arriva da lui. Beh, diciamo, il tema è quello della valorizzazione dell'agricoltura, dopo che è stata tradita negli ultimi decenni a favore di altre economie, però tradendo anche quella che è l'essenza del Veneto. Nel caso specifico del Basso Piave, ad esempio, noi viviamo in una terra che era palude ed è diventata bonifica, sottratta alle acque, lottando contro le acque, anche se oggi qualcuno delle acque ha bisogno per la coltivazione come il resto, e che ha preservato uno dei paesaggi più integri del Veneto. Questo è stato anche legato al fatto che abbiamo dei proprietari terrieri che hanno grandi quantità e hanno impostato una politica in un certo modo. Il tema e la sfida è quella della valorizzazione dei prodotti, ad esempio consentendo la loro trasformazione. C'è una possibilità, insomma, legata anche a dei provvedimenti che ha preso la Regione Veneto che va in questa direzione. Nel momento in cui io do al produttore la possibilità anche di trasformare i prodotti, sto pensando alla filiera delle carni ad esempio, oppure come anche Gianpietro ha la possibilità di valorizzare i prodotti di origine vegetale, quindi per la frutta con il tema delle confetture o per la verdura con il tema delle conserve, io do un incremento di valore al prodotto in modo che possa diventare anche un'entrata importante per le imprese, quindi anche sostenibile dal punto di vista economico. C'è un aiuto che noi dobbiamo dare ed è quello della commercializzazione e promozione dei prodotti. Perché spesso un bravo produttore non è detto che sia anche un bravo venditore e quindi bisogna sostenere le aziende perché se non sono capaci di farlo loro, questa attività di marketing e di vendita, lo possa fare qualcuno al posto loro. È un tema importante perché secondo me è la possibilità di preservare una delle risorse più importanti che abbiamo ed è il paesaggio ed è il tema della bellezza. Io questa mattina mi trovavo a Caposile ed è a poche centinaia di metri da un patrimonio dell'UNESCO che è la laguna di Venezia, che ancora non è conosciuto né sfruttato e ancora ci sono valli da pesca che non praticano l'acquacoltura intensiva ma chiaramente con rese minori ma comunque ottenendo un prodotto di grande pregio. Ecco, io credo che noi dobbiamo mettere chi ha voglia di cogliere questa sfida per il vantaggio economico dello stesso imprenditore, ma anche del territorio, della terra che ci sta intorno, ecco, deve cogliere questa opportunità e deve essere sostenuto.
Di questo siamo assolutamente convinti, tanto che poi ritorneremo su questo discorso e fra un po' tratteremo anche il tema del biologico con Erika, perché facevo una riflessione, poi ne parleremo proprio con i vivi protagonisti di questo film che è uscito, se ne è parlato molto in tutta Italia, ho visto qualcosa nella trasmissione che tempo che fa l'altra sera, eccetera. E, secondo me c'è un Veneto meraviglioso di cui parliamo un po' troppo poco, al di là dei soliti simboli veneti che sono le città meravigliose come Verona, Venezia, eccetera, eccetera. C'è un Veneto invece un po' più di periferia, un po' più in mezzo alle campagne, un po' più immerso nella nebbia, che nasconde dei patrimoni umani soprattutto e dei capitali valoriali che sono infiniti. Io questo poi l'ho vissuto camminandoci avanti e indietro per 3 anni lungo le sponde del Piave e ho conosciuto della gente straordinaria e dei posti bellissimi di cui spesso non si parla, poi anche di prodotti che sono legati a queste terre rivierasche. Detto questo, prima di andare in pausa pubblicitaria, caro Ivo, noi abbiamo lasciato indietro una piccola chicca triestina. Sì, esatto, della nostra uscita a Trieste, molto divertente, tra l'altro l'uscita, salutiamo Paolo e Dario che ci hanno accompagnato. Io tra l'altro avevo anche un ascesso dentale, ti ricordi? Sì, è vero, fantastico. È stato fantastico. E io sono andato a chiedere, come sempre, il significato di zanzega. Lì a Trieste non si usa questo termine, ma scopriremo che usano un altro termine. E poi anche qualche curiosità sul triestino, perché ci sono un po' di parole che mi sono state dette che ovviamente noi non conosciamo. Quindi il canto del gallo. La zanzega, cos'è la zanzega? Ciao. La zanzega. Zanzega, zanzara, zanzara, no, non ho idea. Io posso disturbarla? No, stia comodo, vado via io. Da parte del veronese si dice gazaiga. Ah, come? Gazaiga. Gazzaiga. Ah, no, questa non l'avevo mai sentita. Era la festa al termine dei lavori Ok. o al termine della costruzione di una casa, ad esempio. Laureata in? Giurisprudenza. Oh, attenzione. 110. Dottore. Allora, chiediamo alla laureata, dottoressa in giurisprudenza, la zanzega cos'è? La? Zanzega. Una zanzara che sega. Una zanzara che sega. Guardi, io sono raffreddata, non posso. Raffreddata, ma anche io sono raffreddato. Non posso far niente. Noi si chiama frasca. Frasca? Perché si chiama frasca? Perché mettono il frasco sopra mettono un ramo. Sul tetto. Sul tetto. E si fa la frasca. Si mangia e si beve. si mangia e si beve. E cosa si mangia, cosa si beve? Di tutto. Chi che ha mangia bene, chi che non ha niente non mangia niente. Likov. Likov, sì, era la parola triestina. Ok. Likov. E cosa si fa di solito? Si fa, questo è quando ho detto che finisce un tetto di una casa o differente con l'auto. Io dico si fa, diremo, a base di formaggi, salumi. Sì, e da bere? Tipo rinfresco, vino, birra, tutto. Benissimo. Likov, tutto attaccato. Likov, sì. Likov. Sì. Che è l'inaugurazione della casa. Ah, ok. Hai mai fatto un Likov tu? Sì. Sì? Sì. La merenda. La merenda è il rebechin. Ah, il rebechin, tipo andiamo a fare il rebechin. Andiamo a fare un rebechin, sì. Come si dice in croato? Vecera. Come? Vecera. Sì. Quindi zanzega un po' potrebbe essere vecera in croato, giusto? Giusto. Kriel. Cos'è? È scolapasta. Ah, lo scolapasta? Il kriel. Perfetto. Viene da ungherese, quasi mitteleuropeo, di tutte le parole di tutte le razze, austriache. E chi più ne ha più ne mette? Chi ha meno? La clucca. La maniglia. Cos'è? Ah, la maniglia e la clucca. Sì. Benissimo, grazie, abbiamo imparato una cosa. E la sedia e la carrega. Ma anche noi la carrega la chiamiamo così. Perfetto. È opcina. È il trande opcina. Il trande opcina. E cos'è? Senato disgraziato. Perché andava sempre fuori dagli scorcola a ribaltà. Venendo sopra? Scorcola. Che cos'è? Un rione. Ah, ok. Sì, a ribaltà. Dai, è corretto.
te che hai fatto la canzone. Ah, hai fatto la canzone. Come Dai, da casa, dai un pezzetto, dai. E anche tante opzioni è nato disgraziato, venendo sopra scorgo la sera libertà. Buona di Dio che era giorno di lavoro e che dentro non grigliava che il povero frenadoro. Benissimo. No, che la fate bene, che la fate male, sempre allegri, ma il passione, viva lei Pobon. Dai, un pezzetto. E viva lei Pobon, questo è il moto Triestin, che la fate bene, che la fate male. Benissimo, grazie, gentilissimo, ciao. Eccoci in onda. Tommaso, cosa diavolo stai combinando? Ah, di tutto, come si vede ormai dalle mani ormai punte. Abbiamo appena, come si dice nel gergo nostro professionale, temperato del cioccolato, che dovrebbe dire sciogliere il cioccolato a una certa temperatura, raffreddarlo e riportarlo e mantenerlo a una certa temperatura, che sono quei 28-30 gradi. Che tu hai preso del cioccolato fondente, sì. duro, in gocce, e viene, o anche in blocchi, dopo dipende insomma uno cosa vuole fare. L'hai scaldato? L'ho scaldato e ho fatto questo procedimento per far sì che il cioccolato da liquido torni a essere duro, prendendo una forma, quella che vogliamo dare. Qua abbiamo degli stampi di uova, industrialmente parlando ci sono delle macchine che fanno questo qua, quindi avremo un cioccolato anche all'interno tutto vaivo, si dice? Vaivo. Uguale. Vai pure. All'entrata si parla in Veneto e quindi... Guaivo. No, vaivo. Guaivo è un'altra cosa. Bon, Sandonà, comunque non importa. Si prendono due Avanti stampi, tutta. con due stampi si uniscono, sì. E dopo si fanno girare, questa macchina li gira. La centrifuga praticamente. Non proprio la centrifuga, però similare, lenta, e dove lo gira e si fa tutto uguale, stesso spessore. Ci hai messo anche il latte qua? No. Ho detto qualcosa che non si deve dire? No, non è vero, il cioccolato al latte è formato a burro cacao, latte, vaniglia e zucchero. Ti faccio una domanda ovviamente da ignorantissimo. La storia della cioccolata che è più buona, più cioccolato,sa è, no? Quella che piace. Okay. Indistintamente. Sono i puristi, no? Tu vai a dire, ma non è vero, cioè se tu vai a dire a una donna ti di questa cioccolata al 90%, ti dirà il cioccolato al latte o il cioccolato bianco, dirà buono, capito? Oppure, per carità. La donna dici? Ma più che altro, insomma. Anch'io però. Visto? Quindi secondo il mio punto di vista non è... il cioccolato, quello buono è quello che piace, appunto, certo. Come tutte le cose. Come tutte le cose, quindi non è vero, i puristi, insomma. Ci sono dappertutto. Bravo. La sorpresa, quello è il solito classico problema, perché diciamo che noi facendo metà uova, un uovo, dopo la mettiamo dentro, e dopo qua non riusciremo a farlo, però scaldando le due parti. Ma per attaccarle dici? Esatto, scaldando le due parti fa calde, quindi verrà o non verrà, questo qua è il risultato un po'... L'importante è capire come funziona. Esatto. Bene. Quindi si riempie l'uovo, si svuota, avremo due parti incave, si mette dentro la sorpresina e si chiude. Bene. Basta. L'anello è sconsigliato perché c'è stato qualcuno che è andato a cambiare l'uovo dal pasticcere con il diamante dentro e gli ha detto non mi piace il cioccolato amaro, è andato al pasticcere, l'ha cambiato e quell'altro si è trovato il diamante. Non so di cosa state parlando, ma va bene lo stesso. Sì. Comunque si fa così. Eccola. Si riempie. Ovviamente, ripeto, qua è un po'... Si riempie lo stampino. Sì, si riempie lo stampino. Si può fare anche a casa questa cosa o no? Sì. Io facevo delle fiere in quel del Bolognese, dove andavo a insegnare proprio le casalinghe, a fare gli stampini, a fare tutta questa roba qua. Però a casa è difficile, perché quando sciogli il cioccolato, poi quando torna duro, non torna come prima. Ma perché ci vuole questo sistema, cioè il temperaggio. Quindi si va a sciogliere a 50 gradi, 45-50 gradi, si raffredda sui 27 e si riporta 29-31 massimo. Non a caso usi il pennello per il temperaggio.
Pensavo usasse i tempi ramatite. Adesso ho detto quello. Ho un termometro. Sì. Però insomma si trova un po' dappertutto, insomma. Notavo che hai le mani cariche di cioccolata, tu sei sempre Sì, con le mani... siamo in televisione, si non sarebbe da tutti ciucciarle qua. Ok. Però insegna anche quello, alla fine se ci si pulisce le mani si butta via il cioccolato. Giusto? Esatto. Se io mi faccio così sulla... Lo diceva anche il meccanico l'altro giorno mentre mi riparava la catena. Si butta via l'olio. Il meccanico alla panza, io sì. Allora Ivo, facci sentire qualcosa, va là. Sì, faccio sentire un pezzo degli U2 che si intitola One. Ho scelto questo pezzo perché alla fine di questa avventura della Zanzega One parla proprio del fatto che parla di una coppia, ok, siamo uno ma non siamo la stessa cosa, cioè come due corde che suonate insieme emettono una nota ma vibrano staccate, sono parallele. La Zanzega è stato un po' questo, è stato un po' la sinergia tra molte persone, tra molti fatti e molti luoghi. Quindi, One. No, spero che poi mi riguardo perché poi voglio scriverla sta cosa. Ah, bella, dai. Perché ti abbiamo fatto fare un liceo, ma non pensavo che tu potessi spingerti così in alto, caro Ivo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will you make it easier on you now? You get someone to play. You say one love, it's one life, but it's one need in the night. One love, we get sharing. Need you, baby, feel don't care for you. Ivo Gallo alla Zanzega, Tommaso alla Zanzega, i miei amici alla Zanzega, piccolo break, a fra poco. A metà trasmissione abbiamo deciso di occuparci di cinema, l'abbiamo fatto altre volte nel corso della nostra avventura in 20 puntate, infatti è stato bello quando abbiamo parlato di questi festival di cinema che si fanno nelle tre Venezie e ho conosciuto della gente straordinaria, al di là della Iole Film, che insomma erano un po' quelli un po' più ciccioni dal punto di vista produttivo, però è stato bello avere i ragazzi del Festival del Lago di Revine, i ragazzi di Trieste, di Pordenone, un sacco di giovani che in qualche maniera, ovviamente faticando, riescono a portare a casa con enorme soddisfazione alcuni eventi che portano in alto la regione da cui noi trasmettiamo, anche dal punto di vista proprio dell'arte cinematografica. Io poi, come Francesco sa, purtroppo sono malato di cinema per motivi anche dei miei trascorsi studenteschi, ma questo apriremo una parentesi triste di cui non voglio parlare. Mi piace che sia rimasto in questo blocco dedicato al cinema anche Andrea, perché in qualche maniera le ragazze che abbiamo con noi in studio e tutta la produzione, questo film racconta proprio del Veneto. Allora io ho il grande piacere di avere ospiti con noi in questa ultima puntata, tra parentesi, della Zanzega, Roberta e Nicoletta, che sono facenti parti di questa produzione veneta, insieme ovviamente a un regista che ha un lungo trascorso da documentarista che è Rossetto, e insomma se ne parla tanto di questa produzione, la gente ne parla, e vorrei capire un po' da voi le sensazioni che avete adesso che il film è già uscito e rispetto a quelle che avevate prima che esso uscisse. Cominciate ruota libera, Roberta o Nicoletta per me. Sai, è come quando tu prepari una ricetta che non hai mai fatto, ma veramente mai fatto. E quindi mentre tu stai lavorando cerchi di capire che cosa ne verrà fuori, senti che l'energia è buona, che scorre una buona energia, però poi in realtà non capisci che cosa chi tiene le fila di tutto produrrà alla fine. Adesso siamo di fronte al risultato.
E devo dire che noi siamo stati molto bene sul set, davvero tanto. Abbiamo lavorato tanto, molto intensamente, in maniera anche sì, intensa, credo che questo sia il termine, completamente nuova, quindi è stato proprio un esperimento anche una sorta di esperimento sul linguaggio cinematografico, direi anche. E poi alla fine ne abbiamo visto i risultati prima a Venezia ed è stata una enorme emozione perché insomma già la selezione al Festival di Venezia e poi vedere anche l'effetto sul pubblico di questo racconto, duro, crudissimo. Così, quindi, un noir, tra parentesi, lo dico giusto per... Sì, una sorta di noir, però anche con delle caratteristiche un po' particolari, esempio quella di continuare a mescolare la finzione con delle situazioni totalmente verosimili, in cui però gli attori erano attori ed erano calati in situazioni reali, ma senza che tutto il resto del set lo sapesse, se non gli attori facevano gli attori. Quasi dei ragazzi di vita pasoliniani, mi verrebbe da dire, immersi nella realtà in cui sono quasi cresciuti e hanno vissuto. Sì, con la differenza che i ragazzi di vita erano veramente ragazzi di vita, qui c'erano delle attrici e degli attori sì, che non erano loro stesse, rappresentavano qualcos'altro, però la misura è stata molto delicata. Io appunto, oltre che fare l'attrice nel film, ho fatto la coach di Roberta, di Maria e di Vladimir, cioè i tre protagonisti, le due protagonisti femminili e il ragazzo, ed è stato veramente particolare trovare la misura. Avete fatto un percorso, Roberta sbaglio, un percorso di crescita durante la lavorazione del film, quindi insieme. Sì, assolutamente. Diciamo che il lavoro, cioè la scelta registica rispetto ai protagonisti si è basata sicuramente, Alessandro non c'è purtroppo, ma insomma questo è quello che dichiara sempre, si è basato sulle disponibilità sia a livello personale che energetico che le persone, gli attori potevano dare a questo tipo di lavoro. E noi avevamo un passato, una nostra storia che lo interessava molto e lui voleva che riprendessimo, più che ripercorressimo, ritrovassimo all'interno di questa nostra storia degli strumenti da mettere al servizio della finzione, che è sostanzialmente la lingua, un certo modo di vivere la propria chiusura in un paese, in un territorio, un certo modo di vivere le contraddizioni che ci sono anche all'interno di un territorio e di tradurle in un linguaggio che fosse insomma coerente con il linguaggio cinematografico. A tal proposito, visto che ne stiamo parlando quindi di una produzione importante, guarderei insieme a voi il trailer, quindi quale cosa migliore per capire di cosa stiamo parlando fondamentalmente e di quale sia lo spessore di quest'opera cinematografica. A voi regia. Non rinunciare ai vostri sogni, non sta rinunciare alla vostra terra. Luisa e Bilal sono amici. Sì, qua. Se ti porti casa, secondo me è meglio. Stiamo scherzando? Domani i soldi a Luisa. Non dovete mettere dentro il dito fino a quando non decidete di sparare. Negro! Fammi vedere sto cazzo! Si doveva fare le robe insieme, si doveva sputtanarlo quel merda. So sti screi. Luisa com'è? È carina. Tu devi fare qualcosa per lei. Lei non può essere come tutti gli altri. Vai! Papà! Come sei ritardi? Per tornare tutto indietro. Questo è il trailer che presenta Piccola Patria, che trovate distribuito in tutta Italia. Nella fattispecie ovviamente per chi ci segue c'è una distribuzione capillare nella regione del Veneto, in cui ovviamente il film è ambientato, in cui si evocano proprio alcune sensazioni tipicamente venete, proprio anche dovute al linguaggio. Io prima di andare in onda parlavo anche fuori onda con
Francesco e Andrea, perché Francesco si occupa di gestione del cinema, anche se in piccolo, no? Nel senso che è qualcosa da edificare, perché quelle vecchie sale che stanno scomparendo, no? Che però raccolgono delle comunità che ci credono molto, e dove produrre una programmazione non è sempre così facile, no? Appunto chiedevo a loro, che non hanno ancora visto, credo, la proiezione del film, e stavo dando alcuni miei pensieri legati a questo film che parla di Veneto, in relazione al fatto che Francesco appunto ha scritto Cartongesso, quindi è un periodo storico in cui si parla molto di questi veneti. Andrea, questi veneti, no? Arrivano quindi in letteratura, arrivano al cinema, sono espressione di questi 20 anni di cui abbiamo parlato anche nel corso di questa trasmissione. Che pensiero hai di questi veneti? Te lo chiedo proprio così spassionatamente. Ma secondo me, come dire, viviamo tutti una crisi di identità in questo momento. I soggetti che fanno parte, costituiscono la società, dagli enti pubblici alle associazioni di categoria, alle associazioni culturali, alle società sportive, devono capire chi sono e che cosa vogliono diventare. Credo che questi ultimi 30-40 anni siano stati così veloci che ci hanno fatto perdere l'identità, e quindi non solo il chi siamo, ma anche e soprattutto il che cosa e chi vogliamo essere. E questo credo sia una delle grandi opportunità offerte da questo momento, che chiaramente è legato anche al tipo di società, al tipo di città che vogliamo pensare, in cui vivere noi e far vivere i nostri figli, insomma. E questo è un momento fecondo. Ad esempio io ritengo che questi 30 anni, 40 che ci hanno portato ad un isolamento, per cui ognuno si è limitato a guardarsi l'ombelico, debbano essere superati attraverso un grande sforzo in relazioni tra le persone e le comunità, tra le persone e le famiglie, perché solo in un contesto di relazione io arrivo a capire chi sono e chi voglio essere, non guardandomi allo specchio, ma guardandomi con una persona che mi possa rimandare la mia immagine. E questo secondo me è un investimento che riguarda tutti. Io ho pensato tantissimo a voi. Ho pensato tantissimo a voi come attrici, adesso non lo dico perché la finzione televisiva deve portare a... purtroppo io non l'ho visto, perché se vai alle invasioni barbariche non leggono tutti i libri, non vedono tutti i film, io non l'ho visto, lo confesso, non ho la redazione che mi ha preparato qualcosa alle spalle, ho semplicemente sentito qualcuno che l'ha visto, quindi ogni poi sensazione è personale, individuale, quindi non posso esprimere il mio giudizio personale. Quello che vi chiedo è semplicemente, quindi da appassionato più che da critico cinematografico, anche se sulla carta d'identità ho scritto mestiere critico cinematografico, è incredibile perché da quella volta che mi sono laureato non l'ho più cambiata, me la rinnovano con un timbro, quindi è rimasto, vabbè. All'anagrafe la tipa mi chiese: ma tu che lavoro fai? Il critico cinematografico, così scrisse, vabbè. Detto questo, questa è una parte di Veneto che voi avete rappresentato in scena, ma c'è un altro Veneto, vero? Perché io in questa esperienza che ho fatto camminando lungo il Piave, voi non lo sapete, ma ho percorso insieme a Francesco Maino il Piave dalle Foci alle Sorgenti, quindi dal parto al concepimento. E devo dire che in 220 chilometri, con un sacco di paesi attraversati, ho conosciuto della gente di una bellezza incredibile. Invece la vostra storia è molto dura, no? È un Veneto duro questo. Beh, è un Veneto che esiste, che è innegabile e che diciamo rappresenta quel radicarsi di una certa cultura leghistoide che ha contraddistinto gli ultimi anni del nostro territorio, che non riguarda solo un atteggiamento politico, anzi direi che è oltre, ma riguarda un atteggiamento proprio, un modo di essere che ha a che fare più con una forma di essere uomo, con una relazione malata con l'alterità. Una lingua anche propria. Con una lingua che voglio dire, sì, appunto, anche con una certa chiusura identitaria che comprende anche poi il pensare che il dialetto debba essere una lingua come dire per tutti è assoluta, cosa che insomma il dialetto per me è stupendo, ma è un dialetto, nel senso non può essere, è molto limitante perché ovviamente chiude possibilità di apertura verso le altre persone. Quindi questo Veneto esiste ed è innegabile e ormai è talmente culturalmente radicato che non parlarne significherebbe veramente
insomma, nascondersi dietro una pagliuzza. Però no, c'è anche un altro Veneto e nel film si vede in qualche modo, c'è il Veneto anche dei più giovani, no? C'è un Veneto di persone che comunque sentono questa crepa, questa frizione con la generazione dei propri padri, i propri padri hanno visto delle garanzie un tempo. Ho visto anche i famosi Skei, no? Sì, per un certo periodo. hanno vissuto delle garanzie contrattuali di vita, eccetera, che ora se le vedono tolte in qualche forma, mentre i più giovani non hanno mai visto queste cose, però sentono che c'è questa mancanza pur non, cioè come la nostalgia degli anni 70. Sentire qualcosa che sì, non hai conosciuto ma che senti che ti manca, esatto, no? Esatto, quindi in questo senso la necessità per esempio delle due ragazze di fuggire, di andarsene, di scappare, anche se in questo momento non è, anche in questo film non è ben definito il dove e il come, secondo me è una forma anche di speranza, no? Anche di un altro Veneto. Poi ovviamente il Veneto è anche altro, ci sono delle comunità incredibilmente. Sentivo Fabio Fazio che parlava appunto con il regista, diceva che questa pianura, no, che viene mostrata attraverso la regia e la fotografia del film sembra un po' una provincia americana per certi versi, no? Non si riesce a capire dove si è. Ma infatti... Credo sia proprio voluta questa rappresentazione. Sì, sì. L'intento di Alessandro infatti non è stato tanto, lui a questo ci tiene davvero molto. Lui voleva comporre una tragedia cinematografica, una tragedia tipo quelle greche, dove il coro, la funzione del coro, è stata volutamente affidata a tutte le immagini colte e tratte dalla realtà. Il coro greco era il commento del reale, tratto in dalla sagra paesana al comizio, ecco. In realtà per rendere una tragedia universale, quindi per renderla simbolica non solo di un mondo veneto, ma diciamo, oserei dire del mondo occidentale, cioè della cultura occidentale, insomma, no, della nostra cultura occidentale, tanto che potrebbe essere girato in Inghilterra, in America. La rappresentazione sarebbe comunque la stessa, un certo decadimento. Sì, Alessandro aveva comunque bisogno di radicarsi a qualcosa che lui conoscesse molto bene, perché in questo caso poteva andare a fondo su alcune tematiche, non solo politiche, non solo sociali, ma anche umane, profondamente umane e relazionali, tipo questo fortissimo senso di scollamento che i personaggi hanno tra quello che loro appaiono e quello che in realtà sono. E quindi è proprio questa sorta di vuoto interno che poi fa reagire in determinati modi verso oppure contro l'altro, no? E quindi la riflessione più grossa è proprio questo, non tanto e non solo sul Veneto, ed è vero, la cultura veneta in questo senso è stata molto a volte respingente nei confronti dell'altro, però è anche una riflessione sull'umano, cioè su quanto noi in realtà siamo in grado di sentire noi stessi o quanto invece le nostre limitazioni interne diventano difesa verso l'altro. Metafora di tanto altro, voglio dire, è uno certo, spaccato di qualcosa che si fa molto più grande. È uno spaccato umano. È chiaro che in Veneto viene percepito con più passione e vicinanza perché si parla della propria terra. Certo, perché in alcuni casi sembra quasi, non dico una critica, ma come dire, una visione senza peli sulla lingua. Sì, ecco, molto diretta e molto senza risparmio, diciamo. Sì, molto, molto diretta, sì. Io ringrazio Nicoletta e Roberta perché sono due bravissime attrici che hanno una carriera davanti, un giorno potrò dire di averle conosciute e questo mi renderà orgoglioso, anche perché adesso uscirete entrambe nel film postumo di Mazzacurati, ci sarete anche lì, quindi avrete modo sicuramente di vederle, di ammirarle nel proseguo della loro carriera che sarà fulgida. E un giorno, quando sarò conduttore di un programma mondiale, vi inviterò nel mio studio mondiale, ci sarà Ivo Gallo con i capelli a spazzola, no? Con le orecchie verdi magari, sempre con gli stessi pantaloni grande del 94 che continua a indossare, ci sarà Francesco Dotta più magro probabilmente, non so perché più magro, anche più grasso, con i capelli però, questo è un augurio che ti faccio, di mantenerteli il più possibile, come sto facendo io alla soglia dei 40 anni. E ci sarà Andrea Cesare che sarà sindaco dell'universo, sarà
un mondo più bello, più divertente, in cui berremo tanto vino e staremo tutti uniti in un grande sorriso. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo e... Imagine... ma Piccola Patria secondo me farà molto successo perché la zanzega porta fortuna. Sì, speriamo. Porta fortuna. Spero che loro la portino anche a me. In tutte le sale d'Italia, Piccola Patria, non c'è il regista ma ci sono due splendide attrici con noi. Grazie di essere state con noi. Grazie, arrivederci. Eccoci in diretta con la Zanzega in questo sabato sera pre-pasquale. Erika, stai mescendo, versando, come si dice? Mescendo, sartando, come preferisci. Come preferisci. L'importante è che sia buono. La tua ironia basso plavense è irresistibile. D'altronde è un gallone. Gallone, la fagiana. Gallone, la fagiana, c'è la colomba in tavola. Ok. Manca gli oli. No, però se te pensa che qua i canarini, quindi fai tutta una non è una trasmissione, è diventata una come si chiamano le grandi gabbie che contengono gli uccelli? Le voliere. E che è la vita è come la scala di un pollaio e non vado avanti. Allora Erika, cosa stiamo assaggiando? Intanto evviva, a tutti voi, grazie. Sì. Mi riprendo perché voi attentate alle Questa mie è Zasega. emozioni femminili col cioccolato e le canzoni romantiche. Allora, sì, mi sono dovuta legare alla sedia per non partire sulle uova di pasta. Stiamo assaggiando un prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene di OCG biologico certificato. Perché esiste la certificazione adesso, no? Assolutamente, vino biologico. Allora, dall'anno scorso il vino ha ottenuto la certificazione europea come prodotto trasformato, quindi si può chiamare vino biologico. Abbiamo anche noi la famosa fogliolina. Buono. Buonissimo. La fogliolina che indica che è un prodotto. La fogliolina che indica che è un prodotto biologico, prima si chiamava vino da agricoltura biologica. Ecco, cosa succede quindi? Perché è diverso dagli altri prosecchi o perché è simile agli altri? O è la stessa cosa o è completamente diverso? È simile? No, allora non mi fare i trucchetti. È un prodotto assolutamente di qualità. I vini biologici sono prodotti qualitativamente di alto livello. Noi quest'anno abbiamo vinto anche la gran menzione al Vinitaly, quindi adesso qua facciamo anche lo spot. Sono vini che vengono gestiti a livello di vigneto in maniera un po' diversa, no? Quindi non con trattamenti chimici, ma con trattamenti naturali, rame e zolfo, semplicemente, e derivati del rame. Sarebbe il rame zolfo sul fatto è quello blu, no? Il verde rame. Il verde rame. Come una volta. Come una volta, in maniera più naturale, con molta più ricerca. Ecco, noi facciamo biologico dall'85. 81/85 è la prima certificazione, quindi siamo un'azienda storica. Il biologico non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, quindi noi ci siamo certificati, abbiamo fatto tantissima sperimentazione, siamo arrivati ai prodotti senza solfiti, abbiamo fatto nel 2008 il primo spumante al mondo senza solfiti e ci è stato riconosciuto anche con una medaglia d'oro in Germania 2 anni fa, quindi a livello proprio di sia sperimentazione, di vigneto, che è importantissimo perché comunque mi ricollego anche a quello che diceva il sindaco, la tutela dei paesaggi, il nostro paesaggio, il nostro ecosistema. Soligo, il Conegliano Valdobbiadene è molto delicato, quindi bisogna stare attenti anche alla cura dei territori e delle rive. E poi anche c'è un'attenzione all'interno della cantina importantissima con l'abbassamento dei solfiti. Ovviamente oltre al prodotto senza solfiti ci sono anche tutti gli altri vini che hanno un basso contenuto di solfiti, ci sono procedimenti molto più attenti, abbiamo tantissime certificazioni di qualità, quindi è un prodotto buono, sano, certificato, che ha un valore aggiunto importante per il consumatore, insomma una garanzia, no? A tutela poi di quello che è il luogo dove coltivate e producete questo. Esatto, tra cui l'arrivo a Moretta, no? A manetta, sempre a manetta. Sempre a manetta. Bene, Mario, volevi aggiungere una cosa in riferimento a quello che dicevamo prima? La domanda posta dal professor Olato dice, ma in futuro, o quale futuro possiamo sperare per i nostri prodotti? Ci sono potenzialità, perché qui il sindaco dice noi dobbiamo esprimere il concetto di territorio. Allora, se il territorio è l'articolazione dei rapporti
fra soggetti economici, fra bellezze del paesaggio, perché anche un bar è frutto del territorio. Noi abbiamo una ricchezza, che abbiamo una bella agricoltura, oggi sottodimensionata a mio avviso, dove solo chi fa prosecco pare dire che avesse una dignità, mentre qui che Mose la mattina e la sera gli epoleti, e non è niente vero. Fa anche in spiaggia, quindi è una ricchezza avere anche i prodotti. Il vino è diventato forte perché è entrato nel mondo, il 50% della produzione nazionale viene esportato. Io dico che nei prossimi 20 anni, perché oggi stiamo seminando per chi verrà dopo di noi, ci sarà l'esplosione, se i veneti sapranno coglierla, del latte, dei formaggi, perché noi esportiamo pochissimo, non solo come latteria, ma come sistema veneto e sistema nazionale. Esportiamo principalmente il grana padano, un po' di freschi, la Cina abbiamo cominciato ad apprezzarla, quindi anche il professor Vasco Boato, che noi fa parte un po' della nostra ricchezza, dice, signori, bravo, enologica, ma sta dicendo, io vedo anche per il settore lattiero-caseario una luce che si sta accendendo e quindi una prospettiva positiva. L'Inghilterra sta chiedendo formaggi italiani, per esempio. Oggi abbiamo avuto degli operatori dall'Inghilterra, da Londra, che gestiscono una catena di pizzeria delle 2:30, perché sono arrivato un po' in ritardo, nel quale dice, vogliamo avere non più la mozzarella, tra virgolette, che viene, perché c'è la diossina sì, diossina no, e compagnia bella, vogliamo avere un qualcosa che sia significativo, che risponda ai criteri di pulizia, di perfezione, eccetera, eccetera. Mi collego al coso, a quello che ha detto il sindaco, perché se tutto il Basso Piave, che gode di una grande ricchezza che è il turismo, veramente riuscisse a sposare la linea di presentare a tutti i 10 milioni di turisti che abbiamo nel Veneto, o anche di più, i prodotti tipici, avremmo fatto bingo. È antipatico, dico, a mio avviso, presentare ai turisti che vengono anche da Germania, dalla mattina alla sera, i piatti tedeschi. Capisce? Ma se io vado in Germania devo per forza mangiare il Würstel. Non so se ho reso l'idea. Io mi sono iscritto a medicina veterinaria e mi sono laureato per amore della vacca da latte. Bravo. Poi però, mentre studiavo, le stalle hanno chiuso. E alla fine, almeno nel Basso Piave, trovare una vacca diventava più difficile che non trovare un cane corso. Però ritengo, anche con questa questione delle quote latte, eccetera, che rimanga una grande opportunità, è che il lavoro di allevatore va reso compatibile con la vita, perché spesso l'allevatore fa una vita difficilissima, non c'è sabato, non c'è domenica, come il pasticcere, se però adesso la tecnologia lo consente. Bravo, e quindi se è una andiamo grande nel nord sfida. Europa, dove abbiamo una zootecnia da latte più avanti rispetto a noi, certamente una famiglia di 2 persone può gestire una mandria di 100 vacche, ha 7 macchine, perché ormai è quasi tutto ma c'è anche la macchina che pulisce la corsia, che distribuisce le cose, insomma, si può fare. Tra parentesi, proprio vicino a dove Andrea tu eri questa mattina, mi pare di aver capito a Caposile, c'è proprio una latteria Soligo. Centrale della latteria Soligo. Quando eravamo bambini, Era la vecchia latteria. La vecchia quando ero Plip. bambino mi portavano il frattino a scuola. Sì. Noi il 25 di maggio molto probabilmente faremo la festa del frattino a San Donà. No. Stiamo trattando. Sindaco, Stiamo trattando. Perché io so la giornata dell'orgoglio frattino. La giornata dell'orgoglio frattino, potremo, se andiamo d'accordo, giocarcela il 25 maggio alla festa del rugby. Non c'è la festa del rugby. Noi stiamo lavorando assieme, adesso non ricordo Il Derby Day. Eccezionale, perché il rugby è una ricchezza di San Donatese. Sì. Basta. Tra l'altro, Frattino Pride. volevo dire a tutti gli ascoltatori che domenica scorsa ero allo stadio e il San Donà Rugby ha battuto Fiamme Oro 19-14, quindi lo dico con vanto visto che ho gestito magistralmente il terzo tempo. Abbiamo bevuto birra dalle 6:30 fino alle 11:30. Daniele, per coloro che non sono del territorio, spieghiamo meglio il frattino. Cos'è il frattino? Esatto, Il frattino è una bevanda a base di latte e cacao amaro. Latte parzialmente. Latte e cacao amaro. In percentuale? Oh, Madonna mia. È un segreto della produzione. Però da dove nasce? Perché siamo andati a fare un po' di ricerca.
La Vepia Plip aveva uno stabilimento in via Cappuccina a Mestre. È vero? Ho capito. Sì. Morale quello che si tramanda di casaro in casaro, di operaio in operaio, dicono che durante l'accoglienza ai bambini, i frati dell'epoca, quindi stiamo parlando intorno agli anni 50, eccetera, davano latte cacao, avevano lo stabilimento lì vicino, ma perché non lo proviamo a fare? Nasce il marchio Fratino. Ecco, come era nato il cappuccino a Vienna nel 1683, qui è nato sempre Fratino. Bravo. Quindi è qualcosa di Veneto come marchio. È molto Veneto come marchio. Potremmo rilanciarlo. Un sacco di generazioni. Quindi è degli anni 70. Quando si apriva a metà andava fuori su. Avete risvegliato in me ricordi vintage, Goldrake e il Frattino, quindi grazie di questo, facciamo un break e torniamo fra pochissimo. La Zanzega. Parlavamo di questo, non so, di cui ho bisogno a recuperare questo Veneto che si è un po', non dico perduto negli ultimi anni, si è trasformato in maniera molte volte non corretta e non giusta. Ci sono delle fattorie ancora però, no? Parlavamo di ambienti, parlavamo di terre, parlavamo di lavoro legato all'agricoltura. Gianpietro, tu lo fai tutto il giorno? Quotidianamente. Sì. Quindi tu fai il contadino, possiamo dirlo? Sì, ho un concetto diverso del contadino, però faccio l'agricoltore. No, volevo rivalutare, era una battuta. Volevo rivalutare il termine contadino, perché certo, è un termine nobile. Orgogliosamente faccio il contadino. Io arrivo da diverse esperienze che ho fatto nella mia strada, nella mia vita, come penso un po' l'abbiano fatto tutti. Sono partito a scegliere da buon contadino una scuola di agraria, ho fatto enologia a Conegliano. Ho fatto un'esperienza vitivinicola nelle cantine, in varie cantine, dalla cantina sociale a quella di una privata, e poi a un certo punto, da buon nord-estista, ho detto, la mia anima è un'anima imprenditoriale, di libera imprenditorialità, e quindi ho preso un po' quei 2-3 ettari che aveva mio papà e che coltivava mio papà, e mi allaccio anche ai discorsi già fatti sulla stalla e sulle vacche da latte, perché io sono nato in una famiglia dove c'erano 6 vacche da latte, dove il veterinario arrivava ogni 15-20 giorni per vari motivi, ma era di famiglia, arrivava e mangiava a volte là con noi, in cui si sono state fatte delle selezioni per arrivare alle vacche da latte con una certa produzione sia qualitativa ma anche quantitativa. E a un certo punto qualcuno ha fatto delle politiche generali diverse, e abbiamo perso questo enorme patrimonio. Io mi sono trovato a scegliere sul cosa fare, se andare a lavorare in fabbrica, ed erano gli anni giusti in cui abbiamo detto hanno costruito i capannoni e hanno lanciato, ma io non ero ragazzo da fabbrica. Non ti vedevi in quel mondo, insomma? No, assolutamente, sai, ognuno ha le proprie ambizioni, vocazioni, e quindi io da questo punto di vista mi sento proprio legato alla terra, al profumo della terra. Mi piace proprio prenderla in mano e annusare il profumo della terra, che sfido chi lo ha fatto, sa che è un profumo tutto suo, non è replicabile, è una cosa sua, soprattutto appena piovuto. E insomma mi sono inventato un'attività un po' diversa. Ho cominciato a piantare le prime piante da orto e quindi a fare l'orticolo, invertarmi orticolo mettendo le prime serre, però per andare a venderlo direttamente al mercato. Questo è andato bene per un po' d'anni, poi anche là le politiche generali cambiano, non dipendono da te, e quindi devi capire, devi fare delle scelte diverse, adeguarti, perché economicamente non era più remunerativo. Cioè ti accorgevi che quando avevi lavorato di 12 ore al giorno, partivi al mattino presto per andare a portare al mercato generale la tua merce, a volte ti dicevano, oltre al prezzo lo faccio io, non mi serve neanche, torna a casa. E questo, arrivavi a casa col tuo bancaletto di pomodori che in quel momento erano sostituiti da quello che arrivava dall'Olanda, e tu ti chiedevi, che arriva quello dall'Olanda che costa mago, vabbè, insomma, si fanno le scelte. Allora mi sono inventato così un'attività alternativa, cioè ho detto, perché le verdure che produciamo non le mettiamo, non le conserviamo per portarle in tavola sott'altra forma. È iniziata da qua la nostra avventura di famiglia. Abbiamo creato un piccolo laboratorio artigianale che oggi insomma ha un perché d'esserci. Facciamo circa 50.000 vasetti all'anno
di produzioni varie, di produzioni miste che sono reperibili direttamente dalla nostra azienda, ma anche in gastronomie o rivendite più o meno locali. Ecco. A fianco a questo abbiamo inventato qualche anno successivo, proprio per completare la gamma, la passione agrituristica un po' in questo ce l'avevo sempre avuta. Hai sposato quindi agricoltura e turismo? Ho sposato agricoltura e turismo e forse ero tra i precursori di questa storia qua, perché stiamo parlando di un 18 anni fa, 16-18 anni fa, in cui ho detto perché no portare in tavola qualcosa di alternativo, di diverso. Qua da noi c'è sempre stato Porcel, Jevaro e Anara, con cui si fa tante robe. L'Anara germanata del Piave, bravo. E io invece ho cominciato a proporre un menù diverso, che così è definito il menù vegetariano, quindi dei menù che proponiamo tutt'oggi a chi ci viene a trovare che sono totalmente vegetariani. Dov'è che ti troviamo? Noi siamo a Fossalta di Piave, la mia azienda si chiama Fattoria I Canarini e quindi è divisa in questi due filoni, quello produttivo dei vasetti sia per andare in vasetto sia per utilizzare, certo, può venire direttamente allo spaccio, oppure quello che non mettiamo nei vasetti lo utilizziamo in agriturismo per fare una proposta agrituristica un po' diversa. Ci sono poi delle sfaccettature che abbiamo perseguito con le necessità e le evoluzioni del mondo, prime tra tutte direi quelle di necessità, quindi le allergie sono sempre più problematiche e quindi le allergie da derivazione da glutine oppure da latticini, quindi abbiamo studiato. Per i latti stranieri, per i nani stranieri. Sì, esatto. No, è la verità. Sì. Nonché anche per i più esigenti, che è un filone che insomma è un po' in crescita, devo dire, che è il veganismo, quindi per i vegani che non hanno sono una i nemici filosofia di Titan 3, ma assolutamente. Ecco, quindi questo per quanto riguarda la nostra attività. Mi riallaccio invece, ma volevo uno spunto solo per il discorso di Andrea con cui ci siamo confrontati un po' di volte, e anche di Mario, ma anche di Francesco, sulla possibilità. Quello che manca a noi abbiamo una cosa in più, una cosa che ci manca. La cosa in più è la burocrazia, cioè veramente noi vorremmo rivendicare finalmente il tempo di lavorare in agricoltura. Io ricordo che credo oltre il 50% del mio tempo in una giornata per un motivo o per l'altro va a carte, o per uffici, o per contabilità, o per. Cioè vuol dire che il 50% del mio tempo non lo occupo a fare agricoltura. È quello che ti piace fare. Sì, che è quello che io ho scelto di fare. La seconda è quello, ma ci sono opportunità. Mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto Francesco, che ci ha paragonato, ha detto la forza del nord-est è stata quella di mettere insieme l'economia con la professionalità, si chiama artigianalità. È quello che stiamo facendo anche noi, perché noi facciamo a tutti gli effetti un prodotto agricolo artigianale. Ricordo che il piccolo artigiano che faceva le sedie veneziane in placato d'oro le esportava e andava agli Emirati Arabi perché trovava l'arabo che gli dava 5 milioni di lire a sedia. Io oggi non lo posso fare e me ne dispiace, perché ed è un argomento che abbiamo affrontato con Andrea più volte. Per la prima ragione. Per la prima ragione, perché io oggi devo ringraziare, certo per la ringrazia, perché oggi io devo ringraziare il legislatore che allora mi ha permesso di produrre piccole produzioni, che però ha detto le puoi vendere e commercializzare solo a livello locale. Beh, io vivo in una zona in cui il vasetto sott'olio, la conserva, l'orto fa parte ancora di una cultura che è la cultura nostra del Basso Piave. Se dovessi vivere in questo senso con il Basso Piave avrei qualche problema. Le tecnologie di oggi e le opportunità che ci dà oggi il mercato globale, perché non ha solo creato grossi problemi ma anche delle opportunità, sono anche quelle di dire io non devo aumentare il numero di pezzi per aumentare il mio reddito, almeno io la penso così, ma devo trovare il cliente finale che è disposto a pagarmi di più per la qualità quel prodotto, e allora faccio reddito e allora investo apri un portone gigantesco, non è facile dare risposta, credo a... Assolutamente non è facile, assolutamente non è facile. Il sistema, come dice il sindaco, questo potrebbe essere i nostri turisti con i nostri prodotti secondo una logica di territorio. Voi avete questo la zona ancora molto più facile, Mario, perché e anche di questo ne abbiamo discusso qualche volta.
Se i 6 milioni di turisti, 10 quelli che arrivano nel litorale veneziano Bibbione, fossero in qualche modo indotti, ma non è che devono essere indotti, devono trovare il nostro prodotto del territorio. Sì, allora per fare questo esiste un altro lavoro che è un lavoro di servizio in cui si parla di comunicazione, abitudini alla cultura. Io che ho camminato lungo, e questo non è che vi devo ribadire questa mia avventura, però in effetti è vero che io con questo format che adesso tra l'altro tornerà in onda anche su questa emittente, fatto da me Francesco Mai, no? Di cui Erika è stata anche protagonista per una piccola parte, siamo stati a trovare la fatalità nel vigneto sulle colline di Soligo. Che io baci quotidianamente nel vigneto. Fatalità che abbiamo trovata lì proprio. Lì, cantavano. La cosa interessante è che al termine di questa nostra esperienza, attraverso il nostro posizionamento sul web e il format andato in onda, io come persona fisica ho ricevuto quasi 180 mail di gente, di cui il 10% dall'Italia e il 90% dall'estero, che mi chiedeva come raggiungere questi luoghi. Semplicemente perché io ho fatto una passeggiata con una telecamerina lungo il Piave. Non oso immaginare, se si investisse qualche soldino in più o qualche energia in più, cosa potrebbe accadere. Legando tutte queste aziende, come per esempio la Fagiana. Adesso voi fate l'allagamento. C'è un certo movimento, perché noi facciamo parte anche di un'associazione Adria Bike. Sì, sono stati ospiti anche da me, sono venuti a vedere tutti gli albergatori, proprio per dare la possibilità ai turisti che girano e che vengono a trovarci di conoscere anche l'entroterra, perché non è solo spiaggia, non è solo l'albergo o la vita notturna, che anche quello ormai non è più quello, ma è vivere la quotidianità. E cosa c'è meglio che non una gita in bicicletta o in barca per i nostri canali, solo che anche questo comporta un aiuto e un impegno da parte della regione, perché non abbiamo, parlo delle vie fluviali, non abbiamo più un approdo, la manutenzione dei canali non viene più fatta, ne avremo da parlare in continuazione. Adesso lavoro, no? Voglio dire, potrebbe dare lavoro, come giustamente noi ci inventiamo, perché alla fin fine, come lui ha avuto un diniego e una difficoltà nel esportare o cercare di far conoscere, però ha detto ok, perché i miei prodotti vengono surclassati da quello che proviene dall'estero. Io stesso come produttore di mele avevo fatto un impianto su una remunerabilità che mi poteva dare quell'impianto, l'anno successivo mi avevano già dimezzato il prezzo. Ho detto ma come? Eh sì, perché abbiamo le mele che arrivano dalla Cina, impicciolate con la cera su picciolo per picciolo, su plateau, disponibili quando vuoi, come vuoi, al prezzo molto più basso. Le metti in bocca, non sanno da niente. Allora vi voglio dire, ma perché non riusciamo veramente a valorizzare quello che produciamo, a portare come un esempio di produttività, cioè siamo noi che lo facciamo, siamo noi che viviamo il luogo, dunque la gente che viene qua per un motivo, perché gli piace. E se noi gli diamo anche il di più, che è il saper mangiare come mangiamo noi, il saper bere come sappiamo bere noi, i nostri vini abbiamo battuto la Francia. Sa perché? Con le bollicine. Con le bollicine. Sa perché? Perché bisogna osare. Bisogna osare. Allora io le faccio un esempio solo. Le faccio un esempio solo. Lui ha studiato, è medico veterinario, eccetera, eccetera. La Regione Veneto ci ha dato l'opportunità di definire un primo disciplinare di produzione del latte crudo, perché noi abbiamo il disciplinare di produzione dei DOP, delle STG, delle IGP. Disciplinare di produzione del latte crudo, si chiama qualità verificata. Cosa abbiamo preso? Noi oggi abbiamo ottenuto il certificato, il nostro latte crudo e latte alimentare può fregiarsi del marchio QV, qualità verificata, che sarà presentato, mi auguro, nelle prossime settimane, con la presenza delle autorità e degli agricoltori soprattutto degli agricoltori, dove 30 agricoltori da parte nostra, chiudo, si impegnano a produrre latte secondo un disciplinare. Una delle caratteristiche è quella di somministrare ogni giorno per capo 250 grammi di semi di lino. Cosa vuol dire? In base alle ricerche fatte possiamo dire che quel latte là ha un tenore in acidi grassi insaturi superiore del 50% rispetto a tutto il resto del latte. E questo è solo un aspetto. Quindi vuol dire che gli agricoltori, i produttori di latte ci credono.
Ci credo. Devono avere intorno un supporto, una rete che... Bene, noi facciamo un piccolo break perché abbiamo un sacco di cose da dire, torniamo fra 2 minuti con la Zanzega. Eccoci in onda, siamo ormai verso la fase terminale, non più germinale della nostra trasmissione e della nostra avventura durata 20 puntate, poi ringrazierò tutti con calma. Lancio questo servizio brevissimo che è un pellegrinaggio in bicicletta, un'opera di solidarietà organizzata tra l'altro da UB Jazz, nella persona di Giovanni Scapin, che saluto e ringrazio, e insomma vanno in bicicletta dal Peralba, un po' sotto anche il consiglio. Ci siamo trovati, un sacco di associazioni ci hanno chiesto consigli pratici su questa avventura chiamata Piave e si fanno in bicicletta appunto dal Monte Peralba fino a Roma a salutare Papa Francesco. Lanciamo questo piccolo servizio. Sappada a Roma pedalando con i papi. La cittadina delle Dolomiti Venete, che a suo tempo ha avuto l'onore di ospitare Papa Roncalli e Papa Wojtyla, si sta preparando all'evento della canonizzazione dei 2 pontefici con un'iniziativa speciale. In 5 tappe, dal 23 al 30 aprile, un gruppo di ciclisti, partendo dalle risorgive del Piave, approderà a Roma per assistere alla cerimonia presieduta da Papa Francesco. È un'iniziativa che fonde fede, arte e solidarietà coinvolgendo pellegrini veneti, friulani ed emiliani, afferma Marco Rossa, assessore allo sport e sociale della cittadina dolomitica. Infatti, l'evento, oltre ad essere un ottimo contesto culturale ed ecosostenibile, racchiude un'iniziativa rivolta ai padri olbiati di Maria, che a Kiev, in Ucraina, si occupano di dare sostegno ai bambini di strada. Sappada non è nuova ad iniziative rivolte al mondo delle 2 ruote. Già lo scorso anno, infatti, l'evento Il Piave tra sfida e memoria ha visto protagonisti 2 campionissimi, Maurilio De Zolt e Francesco Moser, sfidarsi sui tornanti che da cima a Sappada portano la sorgente del Piave, anticipati il giorno prima da una cicloturistica partita da Cavallino Treporti alle Focce del Piave e giunta appunto in centro a Sappada. Eccoci, questa è l'iniziativa, io ringrazio Giovanni per il contributo, insomma siamo diventati amici di Giovanni come di tanti operatori che vogliono promuovere il Piave e tutti i comuni rivieraschi e non solo, la regione del Veneto in generale che unisce i 2 patrimoni più belli che abbiamo, sono 3 più belli che abbiamo, sono 2 patrimoni dell'umanità, le Dolomiti e la Laguna di Venezia. Carissimo Tommaso, cosa hai fatto alla fine? È riuscito Sì, perché sono bravo, perché per fortuna... Vai a sapere quale delle 2 cose, sono venute fuori 2 simpatici uova, un po' moderne, però insomma sono 2 delle cose un po'... Volevi dedicarle ad Erika prima dicevi, no? Questo sì, ovvio. Queste qua, dopo noi avremo da assaggiare, potremo assaggiare delle uova col cioccolato puro inteso senza coloranti, alimentari, assieme a... Un grandissimo stravecchio è quello del Soligo. Sì. Assieme al cioccolato è una cosa... Giusto. Ah no? A questo punto Erika che vino ci si beve insieme al cioccolato? È dura. Dura, sì. È un po' dura, come insegnano, sì, andrebbe. Ma con il cioccolato al latte? Ma fondantissimo. Fondentissimo? Fondentissimo. Allora, c'è da dire che il prosecco va con tutto, possiamo dire? No. Va tutto fuori pasto. Fuori pasto? Vabbè, ma non siamo mica... Qui abbiamo un ottimo torchiato di fregona. Volevo dire per tutto... Trevisano, parliamo del Trevisano, il prosecco va sempre per fare gli incontri notturni. Diurni. Sempre. Nel Trevigiano non si dice buongiorno. Prosecco si dice. Si dice prendiamo un prosecco. Quindi prosecco sempre, ma non col cioccolato. Non col cioccolato, quindi a bolletta. Proviamo stasera. Se posso dire, questa settimana nell'asilo di Spercenigo e nella scuola di San Biagio, quello che avete visto fare l'ho fatto dai bambini. Bravo.
Di più. Mi sono divertito come non mai. Non l'hai abbinato prosecco? È il frattino per il vino. Il frattino. Allora, potevo fare... Allora, volevo chiedere ad Erika, tra parentesi, perché insomma tu sei qua come rappresentante di questa azienda che è il Perlage e un po' anche rappresenti in qualche misura anche Natura Sì, questa grande catena distributiva italiana dove voi siete storici fornitori, no? Sì. Quindi, voglio dire, è un'azienda che cresce, tra l'altro ha avuto degli investimenti ultimamente da parte anche di Renzo Rosso che ha investito in questa azienda, proprio che si è evocato anche lui al biologico, quindi siete fornitori del vino della catena Natura Sì. Sì, che tra l'altro è una storica realtà del territorio perché ha sede a Conegliano, adesso insomma, c'è stata questa fusione Ecor Natura esatto. Sì, quindi è stata spostata la sede legale a Verona. È una catena di negozi specializzati nel biologico, molto importante, ci ha sempre creduto molto, ha sempre investito molto, sono tutti prodotti certificati, investe molto anche nel segmento vino. Tra gli altri ci sono anche prodotti insomma, del veronese piuttosto che... Anche di Lison Pramaggiore ho scoperto. Esatto, sì. Quindi noi storicamente il nostro mercato è quello è il mercato estero, no? Ultimamente stiamo crescendo molto bene in Italia, cosa che ci fa piacere perché vuol dire che c'è sempre più consapevolezza, no? Anche dei prodotti biologici. Diciamo che c'è sempre stata un po' una sconnessione, no? Tra la quantità di prodotto biologico coltivato e realizzato in Italia e poi l'effettivo consumo, no? Invece adesso secondo me, insomma, vedo dai dati anche aziendali, si sta un po' stabilizzando questa cosa. Bene, fra un pochino torneremo un po' dopo la pausa con Andrea che darà in qualche maniera una piccola risposta su questa gestione, no, di queste terre che non sono quelle proprio che si affacciano all'Adriatico ma quelle interne e magari con qualche suggerimento su cosa si potrebbe fare lungimirando, credo, perché con la bacchetta magica nessuno è nato. Chiudiamo questa parte della Zanzega prima di avviarci alla fase finale con una canzone che Ivo ci propone. Hey Jude, don't make it bad. I think a sad song and make it better. Remember to light on into your car and you can start to make it better. And anytime you feel the pain, yeah, you refrain. Don't carry the world up on your shoulder. If you know that it's a fool place it goes, by making it so, I'll leave her colder. Na 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 Eccoci arrivati all'ultimissima parte di questa trasmissione che volge proprio al suo naturale termine dopo 5 mesi e mezzo di messa in onda, di cui sono molto, molto contento perché mi ha regalato un sacco di emozioni ed è stata la mia prima esperienza proprio davanti a delle macchine da presa in uno studio, quindi spero di ritornare, non lo so. La cosa buona è che ho imparato tantissime cose e spero sia arrivato qualcosa anche nelle case di tanti di voi. Allora, c'era questa domanda che era un po' nell'aria, Andrea, relativa proprio alle risposte che forse molti amministratori dovranno dare prima o poi, no?
non dico la tutela, ma per la valorizzazione, come si dice, di queste cose che abbiamo? Intanto la semplificazione della vita alle imprese secondo me è un obiettivo necessario. Già è difficile produrre, è difficile vendere, se poi ci si mette di traverso anche la burocrazia diventa impossibile. Allora io credo che viviamo un momento particolare. Negli ultimi decenni, ad esempio, c'era una frattura grande tra la costa, dove Jesolo, Caorla avevano l'obiettivo di tenere i turisti nei 300 metri di sabbia, e l'entroterra. Adesso il turismo si accorge che se non c'è l'entroterra non riesce a essere competitivo come offerta rispetto ad altri territori. La stessa frattura c'è tra Venezia e Isola e la terraferma. L'onorevole Fincato, che gestisce Expo per il prossimo anno, ci dice che loro hanno bisogno della terraferma perché non riescono a contenere tutti i turisti che ci sono, e bisogna che la terraferma si prepari per questo evento. Allora l'agricoltura è paesaggio ed è prodotti agroalimentari che hanno un valore proprio perché inseriti in un paesaggio. Io ritengo che compito mio sia quello di creare una relazione tra tutte le associazioni agricole, tra tutte, diciamo, le eccellenze di imprenditori che ci sono, quelli che si sono specializzati, quelli che hanno trovato una strada anche nuova, metterle insieme e creare un progetto su cui ognuno possa investire un pezzo di risorsa anziché ognuno andare per conto proprio come sta avvenendo. E questo probabilmente inizierà con il frettino, mi sa. Può essere un ottimo inizio. Allora, io faccio un giro di saluti, prima di ringraziare anche tutto il nostro staff. Allora, Mario Dalla Riva, grazie di essere stato, diciamo, in questi mesi con noi, insieme alle Lettere di Soligo. Siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio ovviamente anche della vostra presenza in studio. Noi ringraziamo voi, porto i saluti del Presidente Bruniera che mi ha incaricato di... Oggi è super impegnato perché è veramente uno sul quale non scherza, perché quando la stalla chiama o il vigneto chiama, corre. Ed è sempre in prima linea, non torna mai indietro, quindi io lo apprezzo, lo ammiro per l'impegno che sta dando all'azienda, al territorio. Una bella trasmissione perché ci permette di confrontarci, di portare un messaggio anche positivo, non scevro di difficoltà, di problematiche, ma io dico che bisogna osare e volare anche un po' in alto per tracciare un futuro. Grazie a tutti voi. Grazie a te. Gian Pietro, grazie di essere venuto con noi quest'oggi, è l'ultima puntata, ci rivedremo sicuramente. Ma io sono disponibile anche perché mi sono divertito molto, volevo dare un messaggio, lo conosce già ma così lo ufficializzo, gli imprenditori sono con le amministrazioni che cercano queste nuove strade proprio perché siamo imprenditori. Vi lascio essenzialmente con un'innovazione imprenditoriale nostra di Fattoria I Canarini, visto che siamo imprenditori e che comunque crediamo nel nostro territorio. Siamo in conclusione della nuova area estiva per il Fattoria I Canarini, che ha una grandissima particolarità. Abbiamo realizzato per la nostra zona il primo biolaghetto balneabile, quindi è la prima area di piscina dove si può fare il bagno totalmente in fitodepurazione, dove non c'è traccia di chimica, e anche questo è un segnale che segue la nostra filosofia da sempre. Manteniamo la nostra vocazione vegetariana, però spostandoci in un servizio diverso che assomiglia un po' alla sneccheria al passaggio, però con queste caratteristiche. Quindi se magari ci seguite anche su Facebook faremo un'apertura insieme a tutti con quelli che vorranno seguirci e vorranno venirci, probabilmente ai primi di luglio, e anche questo è un messaggio forte per anche i miei collaboratori, i miei amici e gli amministratori, cioè noi non ci fermiamo mai, dateci una mano a proseguire a mantenerci nel nostro territorio per il nostro territorio. Bene. Ti ringrazio, grazie del messaggio, speriamo insomma che le cose lungimirando arrivino dove devono arrivare, che le cose siano dentro la loro forma, no? Che il triangolo combaci con il triangolo. Gian Piero Lorato, grazie di tutto il contributo che hai dato in questi mesi, della tua presenza, di quello che scrivi, di quello che fai. No, io volevo innanzitutto ringraziarti perché tutte queste trasmissioni sono una specie di enciclopedia delle cose che si fanno, che si pensano e che si sperano. La speranza è che si continui a questo tipo di confronto in modo tale che ci si arricchisce tutti e si individuano le strade da dover percorrere per riuscire a raggiungere la meta. E innanzitutto ai nostri ascoltatori, anche da parte mia, un buona Pasqua e un buona Pasquetta, in famiglia e con gli amici, con la pace nel cuore e guardando in alto. Il Signore è lassù.
Grazie Giampiero, grazie del messaggio. Erika, grazie di essere stata qui a nome della tua azienda Iperbiologicona. Super iper. Grazie a te per l'invito. Io vi aspetto tutti quanti in cantina, noi facciamo un sacco di eventi, siamo Soligo, quindi non molto distante dagli ascoltatori che ci vedono. Facciamo un bellissimo evento, ecco, Rive Vive, il 25 di maggio, che è una passeggiata enogastronomica sulle colline del Conegliano Valdobbiadene, proprio nel comune di Fara di Soligo, e è un bellissimo momento di riscoperta dei paesaggi meravigliosi che abbiamo, quindi oltre che di enogastronomia, quindi prosecchi del territorio, ristoratori che propongono le loro specialità, molto molto bello, passeggiata, no? sulle rive. Grazie Erika, grazie per l'Agvini. Grazie. Io saluto e ringrazio Tommaso per la gentilezza e per la dolcezza con cui sei stato qui con noi oggi. Grazie. Posso ringraziare due persone veloci che mi hanno, che è la ditta Eurodolce che mi ha fornito il cioccolato e la pasticceria del Renato che mi ha portato una fantastica torta a radicchio da provare che così. Che assaggeremo adesso. Saluto tutti, è stata una bella esperienza. Grazie Tommaso. Alberto, grazie di essere stato ancora con noi, spero che adesso arriva il momento clou della tua risaia. Sì, tempo permettendo, dovremmo riuscire a iniziare la semina a breve, dunque si rinizia il ciclo. Io prima non avevo parlato, noi siamo un'azienda con la vocazione risicola, dove abbiamo parlato di tutt'altro, di argomenti che sono molto a cuore un po' a tutti perché lo sentiamo e li viviamo giornalmente. Comunque l'azienda è dietro alle porte di Caorle, dietro Porto Santa Margherita e vi aspettiamo numerosi, veniteci a trovare riso e altro. Adesso la semina comincia adesso? A fine mese. Fine mese si semina? Sì. Fine mese si semina, i primi di maggio ci sono le risaie allagate, che è un bello spettacolo perché inizia un volo di uccelli, vengono a nidificare, trampolieri, di tutto. E la risaia quant'è? La risaia sono vari appezzamenti, ma variano dai 5 anche ai 14 ettari, dipende. In totale sono 160 ettari coltivati. È un posto molto bello, l'ho visto più volte, è accogliente, poi c'è lo spazio dove uno può trovare dei prodotti. Il riso veneziano, il riso di Venezia. Il riso di Venezia e dopo femo risi e bisi, no? All'Onda, i risi e tocchi, noi siamo fornitori ufficiali della confraternita dei risi e tocchi. I risi e tocchi è un vecchio piatto che si usava una volta con le rimanenze dell'aia, dunque dell'anara o del pollo. Si metteva tutto dentro, no, non è in umido, è proprio tocchi e carne. Nasce come minestra, adesso lo fanno asciutta. Adesso viene un po' più asciutta, sì. Ed è un piatto unico, molto ricco. C'è anche un canto del gallo dove io sono andato a chiedere in giro. Approfitto per dire alla gente che ci sta guardando, se volete vedere puntate vecchie, quindi le altre 19 puntate, ma anche questa fra una settimana, su YouTube ci sono caricate tutte, o sulla pagina Facebook ufficiale della Zanzega, potete venirli, cliccate il mi piace così sarete aggiornati su tutte le cose. E se torneremo ancora, chissà. Avranno un valore numismatico. No, abbiamo tornato. Storico. Va bene, ringrazio Andrea Cereser della presenza. Il sindaco, tutti devono sapere, il sindaco, giovane sindaco, bravo e ammirato di San Donà di Piave. Io sono di un'altra provincia, ma sento dire tanto bene di lui. Mamma mia. Grazie Andrea. Io volevo solo dare un saluto, comincio dalle persone che ancora da diversi mesi hanno perso lavoro e ancora lo cercano, e raccomando di tener duro e di avere speranza, un po' perché è Pasqua, e Pasqua è il giorno della speranza, un po' perché credo che si stiano avvicinando delle sfide. Vedi da ultima la città metropolitana, che potranno offrire opportunità a chi le saprà cogliere, bisogna prepararsi. E quindi questo è un augurio che faccio a quelle famiglie, a tutte le altre. Ringrazio anche Daniele per l'invito e anche Ivo Sandonatese, con cui abbiamo fatto un pezzo di strada nello scautismo. Grazie. Grazie Andrea.
Francesco Gotta. Caro Daniele, abbiamo chiuso questa avventura. Alfa e Omega, come Pasqua. No, io sapete, mi occupo di formazione e anche di innovazione per tanti versi. Io sono convinto che una delle potenzialità grandi che ha questo nostro territorio è anche la capacità di vedere avanti, la lungimiranza. No? Recentemente, qualche giorno fa, ho sentito dire questa frase da attuale amministratore delegato di Luxottica, che il nostro nemico, diceva, anzi il nostro avversario principale non sono i concorrenti, non bisogna aver paura del mercato. L'avversario principale sono quelli che dicono ma avevamo sempre fatto così. E bisogna invece cominciare a fare in modo diverso per affrontare e cavalcare la complessità e non subirla. Grazie Francesco per quello che hai fatto per noi in questi mesi e speriamo di poterlo rifare in maniera sempre migliore, sempre più innovativa. Questo è il mio auspicio. Ivo, chiudo vicino a te perché si chiude questa nostra avventura. Lo faccio prima attraverso 10 righe di Francesco, mio caro amico, è stato anche lui più volte qui in studio. I giornali questa settimana lo davano già come il futuro premio Strega e per la mia città, per dove sono cresciuto io, è un vanto il fatto di aver camminato con lui per tanto tempo, di fare... Lui mi ha scritto una dedica che io mi sono messo a piangere quando me l'ha messa sul libro, a colui che mi ha inventato Lele, con amicizia eterna, e di questo gli sarò sempre grato. Dice, ho camminato, questo sì, ma senza spostarmi d'1 millimetro dal Buso, qua giù, nel Veneto insemenito, apprezzato da nessuno, divorato da zanze e clienti, qua giù, a fuoco lento. Il mio sangue marcio si è mischiato ad aglio e zegola, nei piatti di fagioli e di ex osterie senza oste, divenute filiere dello spritz industriale. Non ho fatto niente, a parte provare a raddrizzarmi la schiena, svuotare la vescica, pittarmi la faccia allo specchio, ogni mattino, degli ultimi 9. Mani di creme sopra altre creme, per uomini come me, dei quali non è più possibile vedere gli occhi. Il grande augurio che Francesco lancia con questa opera unica nella sua importanza in Italia è proprio quello che il Veneto finalmente riscopra il valore vero di se stesso e le cose belle che ha dentro di sé, che tutti i veneti hanno con sé, e basta con questo Veneto un po' così buffone, questo Veneto di cui si ride in tutta Italia. Siamo stanchi, i veneti sono molto di più. Io ringrazio Ivo Gallo, che adesso ti farò salutare, però prima cosa dici? Ringrazio gli operatori di macchina Paolo Trentin, Dario Bortolami, Federico Cibotto, Roberto Durigon, Andrea Basso e ovviamente anche la new entry Fabio che è qui con noi. Ringrazio il direttore tecnico di produzione Roberto Minelli, ringrazio chi c'è in regia, li stiamo vedendo, Renzo Sartori, Tony Esposito, Italo Morao, poi ringrazio ovviamente per tutta la parte produttiva e commerciale Fabio Rigoletto, ringrazio Igor Sperandio per il lungo lavoro, per il tanto lavoro, Francesca Antonelli, Alice Montagnier e poi l'ufficio creativo Thomas Melan e Tullio Rupeni. E ovviamente ringrazio per l'amicizia, la vicinanza e la bontà d'animo il mio caro amico Ivo Gallo. Io ringrazio a mia volta Lele perché è stato veramente un pezzo di strada, lui ha fatto la strada per il Piave, noi l'abbiamo fatto in studio, comunque è stato un pezzo di strada piacevole, costruttivo e spero si ripeta. E viva la Zanzega! Fate festa a tutti, ci vediamo chissà quando, ciao a tutti, grazie!